Stavano preparando i loro banchi nella piazza di Campo San Piero per il tradizionale mercato del mercoledì, quando alcuni colleghi si sono accorti che un ambulante stava male. Erano le 7:30 di questa piovosa, fredda e ventosa vigilia di Natale. Quanto capito quanto stava accadendo, i presenti non hanno esitato un attimo a usare il defibrillatore posizionato da 2 anni in piazza Castello. Seguendo con coraggio e lucidità le indicazioni dei sanitari del 118, gli ambulanti sono riusciti a stabilizzare l'uomo che è stato preso in carico dai soccorritori all'arrivo dell'ambulanza. È il primo intervento di salvataggio con i defibrillatori esterni posizionati nel comune grazie alla collaborazione con l'Associazione Amici del Cuore. Loro si sono fatti promotori di rendere Campo San Piero un comune cardioprotetto, e cioè di avere questi dispositivi in luoghi aperti, perché avevamo già, come tutti, dei defibrillatori ad esempio all'interno delle nostre palestre, delle scuole, del municipio, ma non ne avevamo in aree esterne. Una decina di defibrillatori sparsi nel comune, a cui presto se ne aggiungeranno altri 2, uno strumento che tutti possono usare, precisa Katia Maccarrone. Non serve chissà quale competenza per usarli, possono usarli tutti, perché il dispositivo stesso ti dà le istruzioni, oppure il 118 anche quando li chiami, per cui sono utilizzabili da chiunque. Il defibrillatore di Piazza Castello era stato donato dagli amici di Filippo Morando, un giovane medico morto improvvisamente 4 anni fa mentre faceva jogging, un gesto di generosità che in questo Natale ha salvato una vita.